Saluto a tutti. Oggi parliamo di San Zeno di Verona, l'ottavo vescovo nonché il patrono della città scaligera. Non è semplicissimo parlare di San Zeno perché, a dire il vero, molti elementi della sua biografia ci sfuggono. Non sappiamo esattamente quando sia nato, certo è nato nella prima metà del IV secolo, ma ci sfugge l'anno esatto, e non sappiamo nemmeno molto del suo background culturale, il suo retroterra familiare. Il padre era un funzionario romano con ogni probabilità, ma quali fossero esattamente le sue mansioni non sappiamo dire. Sappiamo certo il nome. Zeno deriva da Zenone in realtà, Zenone da Zen Zenos, che sarebbe un nome di origine greca, e quindi di Zeus, consacrato a Zeus, un nome evidentemente di origine paganeggiante, no? In un momento in cui il paganesimo era ancora molto forte. Sappiamo anche che Zeno proveniva dalla Mauritania. La Mauritania era una regione, come vedete nella cartina, che oggigiorno comprenderebbe la parte nord-occidentale dell'Algeria e una parte consistente del Marocco. Al tempo di Zeno la Mauritania era una regione ormai profondamente romanizzata e con la caduta di Cartagine, parliamo della terza guerra punica, no? Nel 146 a.C., tutta quella regione venne pacificata dai Romani, che vollero intrattenere dei rapporti di buon vicinato con gli autoctoni, e venne poi profondamente romanizzata con il costante invio di coloni, soprattutto i veterani. Molto spesso i legionari romani, quando giungevano ad una certa età, potevano ottenere, per così dire, il pensionamento e ottenere delle terre, coltivarle e lì, come dire, proseguire felici gli ultimi giorni della propria vita. E la Mauritania al tempo di Zeno era ormai una terra da secoli profondamente romanizzata e Zeno nasce in questo contesto. Particolarmente, o meglio probabilmente, nasce a Cesarea, oggigiorno chiamata Scherchel. Siamo circa a 80 km da Algeri. Ecco, anche Cesarea era una delle città più romanizzate, più prestigiose dei romani nell'Africa settentrionale, dopo probabilmente Cartagine, dopo Alessandria. Era una città che aveva un porto molto importante, una città che aveva un suo anfiteatro, aveva le terme, aveva un foro molto grande, insomma, aveva tutti quegli elementi tipicamente romani che qualificavano e davano prestigio ad una città. Ancora oggi, se potrete visitare il museo archeologico di Cesarea, potrete ammirare delle meraviglie straordinarie. Insomma. Zeno nasce qui e ad un certo punto, non sappiamo quando, decide di farsi diacono e quindi di imboccare la strada, la vocazione religiosa molto presto. All'età di circa 20 anni, forse poco più, si trasferisce a Madaura. Madaura, vedete ancora una volta nella cartina dove si trova, vicino a Tunisi, era anch'essa una città ormai del tutto romanizzata, sede di coloni romani sotto l'epoca dei Flavi, quindi nella seconda metà del I secolo, ma soprattutto Madaura era la città che diede i natali ad Apuleio. Apuleio è stato uno dei più grandi scrittori di lingua latina di questo periodo. E qui Zeno si trasferì per studiare retorica. Questo periodo fu estremamente importante per Zeno perché poté assorbire moltissimo sapere e come dire, letterario, storico, culturale che venne prodotto prima di lui. Tanto è vero che di San Zeno ci rimangono 92 sermoni, cioè 92 discorsi, qualcuno più lungo, qualcuno più corto. E da questi 92 sermoni possiamo scoprire e notare con grande piacere che la qualità contenutistica e stilistica di Zeno sono straordinarie. Gli studiosi di Zeno affermano che per la qualità, ripeto, della forma dei contenuti, Zeno dovrebbe essere considerato uno dei grandi padri della lingua latina, padri cristiani di lingua latina. Addirittura qualcuno dice che Zeno dovrebbe essere insignito del prestigiosissimo titolo di dottore della Chiesa, anche se in realtà poi la figura di San Zeno è abbastanza sconosciuta, insomma, nella letteratura latina, però questo è un peccato e meriterebbe sicuramente più attenzione.
Pensate che questi sermoni che ci sono rimasti di Zeno sono importanti anche per un altro motivo, perché per secoli la tradizione ha affermato che Zeno fosse un Mauro, no? Cioè provenisse dalla Mauretania, romanizzato quanto si vuole, ma di origine appunto nordafricana. E la tradizione orale ottenne poi una forte conferma dallo studio filologico dei testi, perché analizzando lo stile, i contenuti e i temi trattati di Zeno e comparandoli con stile e contenuti degli altri autori nordafricani di lingua latina, e quindi per esempio Apuleio, e quindi per esempio Tertulliano, no, il secolo precedente, quindi per esempio Cipriano e quindi per esempio Lattanzio, ecco, si può scorgere una fortissima analogia, una fortissima dipendenza culturale, per cui l'analisi filologica dei testi conferma la provenienza maura, quindi nordafricana, del giovane Zeno. E questa provenienza è stata poi confermata anche dall'analisi del DNA. Nel 2013 il vescovo di Verona, Monsignor Zenti, fece riesumare le spoglie di San Zeno, conservate nella basilica di San Zeno a Verona, e le fece sottoporre ad analisi scientifica. E analizzando il DNA emersero dei dati interessanti, non originali ma interessanti. Interessanti perché? Perché semplicemente confermavano ciò che la tradizione orale aveva per secoli consegnato ai posteri e ciò che emergeva anche dall'analisi filologica dei testi, e cioè quelle spoglie conservate, le vedete lì nella slide in basso, no? Quelle spoglie conservate nella Basilica di San Zeno a Verona appartengono ad un maschio vissuto nel IV secolo d.C. e ad un soggetto di pelle scura. La tradizione vuole San Zeno come vescovo di pelle scura. E effettivamente sappiamo che le caratteristiche, come dire, etnico-razziali di un individuo sono scolpite nel DNA. Ed infatti, analizzando il DNA di Zeno, gli esperti hanno scoperto un allele particolare responsabile della pigmentazione della pelle, che facevano di Zeno un soggetto dalla pelle scura. Anche se complessivamente le caratteristiche morfologiche non erano in termini tecnici di tipo negroidi, cioè San Zeno non era un soggetto che aveva caratteristiche tipiche dei soggetti dell'Africa subsahariana. Infatti la ricostruzione del volto di San Zeno, lo vedete qui sulla destra, ci restituisce un soggetto dalle caratteristiche, così dicono gli esperti che hanno approntato queste analisi, che poi ci hanno dato risultati, dalle caratteristiche mediterranee e europoidi, anche se aveva la pelle scura. E quindi questo probabilmente lo si può spiegare teorizzando, ipotizzando che qualche antenato di Zeno avesse la pelle particolarmente scura e che poi questa caratteristica sia stata tramandata fino al nostro stesso San Zeno. Ecco, per cui questo per dire che cosa? Che la tradizione, l'analisi dei testi e anche l'analisi del DNA ci restituiscono e ci confermano la provenienza geografica di Zeno, proveniente dall'Africa settentrionale, regione fortemente romanizzata. Ad un certo punto, anche se sappiamo poco, Zeno lasciò Madaura e si trasferì in un'altra importantissima città dell'impero romano, una delle più popolose del tempo, che era Antiochia di Siria. Vedete lì sulla cartina dove si trovava. Era una città dalle profonde radici cristiane, perché era sede di uno dei 5 grandi patriarcati della Chiesa antica. Sapete che la Chiesa antica aveva 5 chiese più importanti di altre, 5 grandi patriarcati, che erano naturalmente Roma, Costantinopoli, la seconda Roma, Gerusalemme, per ovvi motivi, e poi Antiochia e Alessandria. Questi 5 patriarcati, solo Roma rimane cattolica perché nel corso della storia le altre città vennero conquistate dagli arabi e poi islamizzate. Ecco, al tempo di San Zeno ovviamente non c'era ancora stata l'espansione degli arabi e dell'Islam. Antiochia era una città che stava attraversando, come tutto l'impero romano, un periodo delicato di transizione fra il paganesimo e il cristianesimo. Certo è che Antiochia, ripeto, aveva delle radici cristiane fortissime,
Tanto è vero che fu proprio ad Antiochia che per la prima volta i seguaci di Cristo vennero chiamati cristiani, come sappiamo leggendo gli Atti degli Apostoli. Ecco, giunto ad Antiochia, non sappiamo esattamente Zeno cosa fece, però ci sono degli aneddoti che vengono tramandati che ci dicono qualcosa di Zeno, del suo personaggio, del suo carattere. Zeno era già diacono, era già un fervente cristiano, con ogni probabilità dovette spendersi nel tentativo di testimoniare, di evangelizzare l'ambiente pagano circostante. E questo gli procurò più di qualche problema, perché ad un certo punto venne preso, venne legato, venne picchiato selvaggiamente e lasciato per terra moribondo. Un po' come era successo a San Paolo, no? In più occasioni. E non solo a San Paolo, e anche molti altri apostoli. Per cui il giovane Zeno dovette rendersi conto fin da subito quanto fosse anche rischioso approdare alla nuova fede in Cristo, in un ambiente che ancora non era sempre pronto ad accoglierla. Fino a quando Zeno si trasferì a Verona. E correva l'anno più o meno 360. Non sappiamo esattamente perché giunse a Verona, probabilmente seguì il padre. Vi dicevo che il padre era un funzionario statale, i funzionari spesso venivano trasferiti a destra o a sinistra, forse ad un certo punto il padre venne trasferito a Verona e Zeno lo seguì. Un'altra ipotesi meno probabile è che Zeno seguì addirittura Atanasio. Atanasio, forse qualcuno ricorda, era il grande vescovo alessandrino, come dire, nemico implacabile di Ario, il teorico dell'eresia ariana che venne sconfitta nel concilio di Nicea. Ecco, Atanasio, grande difensore dell'ortodossia cattolica, venne però esiliato più volte perché i suoi nemici erano forti, l'eresia ariana era difficile da estirpare e forse in uno di questi esili giunse anche in riva all'Adige e forse Zeno lo seguì e qui poi rimase, però sono tutte ipotesi a volte anche piuttosto aleatorie a dire il vero. Ma ci importa anche poco, l'importante è sapere che attorno a quell'anno lì, 360, senza ombra di dubbio, Zeno finalmente giunse in riva all'Adige a Verona. Ecco, quando Zeno giunse a Verona era ormai un uomo maturo, sia da un punto di vista intellettuale sia nella fede, e optò per uno stile di vita, per così dire, radicale. E quindi si recò a vivere sulle sponde dell'Adige, sapete che Verona nasce, no, nell'ansa dell'Adige, facendo vita monastica. E quindi una vita di preghiera, e quindi una vita fatta di veglie, fatta di digiuni, una vita ascetica. Lui stesso si procurava il cibo con le proprie mani e quindi pescando nel fiume Adige quando ancora non era inquinato come oggigiorno. Sembra che la chiesetta romanica che vedete nella slide, che appunto si chiama San Zeno in Oratorio, sorga in uno dei luoghi proprio presso le sponde dell'Adige in cui Zeno era solito recarsi per pescare ottenendo il suo cibo quotidiano. Infatti entrando nella chiesetta, che nelle sue fattezze risale al XII secolo, potrete notare anche conservato questo masso ben levigato. Sembra che fosse, o tradizione vuole, che fosse il masso sul quale si sedeva Zeno nell'atto di pescare. Ecco. La cosa più importante comunque che ci interessa di questo periodo è che giunto a Verona Zeno si fece subito conoscere non solo per il suo stile di vita ascetico e santo, estremamente sobrio, ordinato alla povertà e all'umiltà evangelica, ma anche per la sua straordinaria cultura, che si era fatto, no, studiando a Madaura e poi nel corso degli anni anche attraverso fasi ed episodi piuttosto difficili come quelli che vi dicevo d'Antiochia, perché Zeno era un personaggio dotato di un eloquio incredibile e molto accattivante, attraverso il quale però potevano essere scorti anche contenuti molto significativi. Era un personaggio che commentava con grande padronanza la Genesi, per esempio, e quindi la creazione dell'universo, dell'uomo, il peccato originale. Era un personaggio che commentava il libro di Giobbe, il libro, no, su cui si tematizza il grande problema della teodicea, il problema del male nel mondo. Se Dio esiste ed è buono, che senso ha il male? Ecco. E da qui, no, tutto il discorso sul peccato originale. Insomma, piano piano i veronesi poterono apprezzare, utilizzando un'espressione di Sant'Agostino, tra l'altro
Sant'Agostino, che pure studiò pochi decenni dopo retorica a Madaura, poco dopo Zeno, non si sono incontrati per pochi anni, e i veronesi poterono apprezzare non solo quanto bene Zeno parlasse, ma anche le cose belle, buone, i contenuti, la solidità delle cose che diceva. E venne apprezzato sempre di più, tanto che un paio d'anni dopo, nel 362, muore il vescovo di Verona. Voi dovete tenere presente che i cristiani a Verona erano ancora pochissimi, perché la svolta di Costantino era di poco precedente, del 313. E la comunità veronese cristiana, ripeto, numericamente piuttosto fragile, insomma ce n'erano pochi di cristiani, decise di eleggere Zeno come ottavo vescovo di Verona. Tenete conto, la cosa non è insignificante, che tutti i primi 8 vescovi di Verona, Zeno compreso quindi, vennero poi canonizzati, sono tutti santi, che insomma non è proprio un particolare secondario, no? Nel senso che il cristianesimo a Verona partì bene, ecco, se il buongiorno si vedeva dal mattino, sicuramente i primi 8 vescovi lasciarono un certo imprinting sulla città, San Zeno sicuramente più di tutti gli altri. Per cui nel 362, l'anno sembra proprio questo, Zeno divenne l'8º vescovo di Verona. Divenuto vescovo, Zeno non cambiò il proprio stile di vita. Certo, i suoi impegni pastorali dovettero moltiplicarsi, d'accordo, però mantenne uno stile di vita sobrio, monastico, dedito alla preghiera, ai digiuni e alla pesca del cibo nell'Adige. Infatti la tradizione ricorda Zeno come vescovo moro, proveniente, no, dal Nord Africa, e pescatore. C'è una statua che poi è diventata un'icona, icona in senso lato, esteticamente non bellissima, che compendia i diversi aspetti del Zeno vescovo meglio di tante altre immagini. È la famosa statua conosciuta dai veronesi come la statua dello San Zeno che ride, o San Zen che ride in veronese. San Zeno che ride. Ecco, che è questa che vedete nella slide, no? Vedete innanzitutto che ci sono una serie di aspetti che, ripeto, riassumono con estrema efficacia le caratteristiche tipiche di Zeno. Vedete che Zeno siede sul seggio vescovile, cioè sulla cattedra, vedete che è vestito dai paramenti sacri, vedete che in testa tiene la cosiddetta mitra, cioè il cappello, il copricapo bicuspidato, no? Tipico dei vescovi, e vedete che con la sinistra impugna il pastorale, tutti i simboli dell'episcopio, no? Dello San Zeno vescovo. Notate che con la mano destra sta benedicendo, una mano destra che è estremamente sproporzionata, non so se fate caso, ma è molto più grande rispetto alle dimensioni reali e rispetto alla proporzione del rimanente corpo, a enfatizzare la dimensione della benedizione. Vedete che ci sono le 2 dita alzate, no? E appunto a indicare l'infusione dello Spirito Santo, tipico dei vescovi che benedicono e che consacrano il popolo. Ma poi notate soprattutto il pesce che è legato al pastorale, a ricordare che cosa? Che Zeno fu non solo un pescatore di pesci, ma anche un pescatore di uomini, per utilizzare la metafora del Vangelo. In effetti, un documento del IX secolo, il Carmen Pipinianum, ci dice che letteralmente Zeno è colui che portò Verona al battesimo. Cioè il grande salto alla fede i veronesi lo fecero proprio sotto l'episcopato di San Zeno. Una delle attività principali di Zeno era proprio quella di convertire i pagani, nonostante questa attività ad Antiochia non gli avesse portato molto fortuna, perché lo avevano bastonato selvaggiamente, no? Come vi dicevo. Ecco, siamo in un periodo tra il 313 e quindi il decreto, l'editto di Milano, no? Il fatto che il cristianesimo divenne religio licita, libertà di culto, e il 380, l'editto di Tessalonica, quando poi il cristianesimo divenne religione di Stato. Siamo in un periodo estremamente delicato, perché era il periodo in cui molti pagani potevano convertirsi al cristianesimo, lo facevano, ma molti altri opponevano resistenza.
ringalluzziti e, come dire, incoraggiati anche dal canto del cigno del paganesimo, se volete, cioè dal tentativo di restaurare il paganesimo di Giuliano l'Apostata, proprio tra il 360 e il 363, che sono proprio gli anni in cui Zeno giunse a Verona e cominciò la sua attività episcopale. Per cui Zeno dovette affaticarsi non poco in questa sua attività di evangelizzazione, perché il paganesimo resisteva e come? Soprattutto nelle campagne. Infatti paganesimo sappiamo deriva da pagus, villaggio, perché era proprio nelle campagne che il paganesimo aveva le sue roccaforti più inespugnabili. E dai sermoni di San Zeno infatti tutto questo emerge. E San Zeno critica aspramente tutti quei cristiani che ancora possedevano fondi o terreni nelle campagne e che lasciavano i propri terreni o le proprie case al libero culto dei pagani. No, i cristiani che possedevano territori nelle campagne non dovevano acconsentire al loro utilizzo da parte dei pagani, perché nelle campagne erano molto forti i pagani e non si poteva in qualche modo favorire, avvantaggiare questa loro, la propagazione del paganesimo in quelle zone. Ma ancora San Zeno, per esempio, sconsigliava categoricamente i matrimoni interreligiosi e quindi matrimoni misti, se volete, tra un cristiano e un pagano. Anche se, a dire il vero, questo non è in assoluto proibito per un cristiano, ne parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, laddove dice che è il coniuge cristiano a rendere santo il coniuge non cristiano. Per cui, per così dire, per effusione, il matrimonio misto è lecito per i cristiani, però evidentemente in questo momento Zeno dovette scorgere maggiori rischi che opportunità nei matrimoni interreligiosi, denunciando il pericolo di un sincretismo religioso, per cui alla fine dei conti sarebbe stato il coniuge pagano a, come dire, inquinare l'ortodossia della fede, la correttezza della fede del coniuge cristiano. Per cui per una scelta probabilmente improntata alla prudenza, Zeno sconsigliava categoricamente in questo momento storico i matrimoni interreligiosi. Ma lo stesso Zeno diciamo che criticò fortemente anche gli spettacoli nell'arena, gli spettacoli o meglio dei gladiatori in arena. Nell'arena di Verona spesso si tenevano dei munera, cioè dei giochi, degli scontri tra gladiatori in cui qualcuno anche ogni tanto moriva. Questo lo sappiamo per certo da alcune epigrafi che sono rimaste, in cui si dice che giovani gladiatori di 26, di 27 anni persero la vita proprio a seguito dei giochi gladiatori. Ecco, Zeno critica tutto questo e lo fa anche rispolverando le critiche già mosse in questo senso da uno dei suoi maestri, cioè Tertulliano, che scrisse un libricino particolare, il De Spectaculis, in cui appunto affermava tutto questo, che lo scontro tra gladiatori era qualcosa di immorale e doveva cessare. Restando in tema di metafora, Zeno, oltre che pescatore di uomini, era anche evidentemente un pastore di anime, se vogliamo dire così, perché coloro che decidevano di convertirsi al cristianesimo non è che potevano ottenere subito il battesimo, evidentemente, dovevano fare un cammino di catecumenato che poteva durare diverso tempo, anche 3 anni. Un percorso in cui progressivamente sarebbero stati introdotti alla corretta dottrina cristiana, all'assimilazione della dottrina cristiana e anche, insomma, nei limiti del possibile, alla sua traduzione in atto. Ecco, ho detto alla corretta dottrina cristiana perché, ripeto, in questo periodo l'eresia ariana era fortissima. Anche Ambrogio contemporaneamente, poi Sant'Ambrogio, no, patrono di Milano, contemporaneamente a Milano aveva il suo bel da fare nel contrastare gli ariani. Per cui era importantissimo per i pastori, per i vescovi, accertarsi che la dottrina insegnata ai neofiti fosse quella corretta, quella cattolica, cioè quella promulgata e ratificata dal Concilio di Nicea. Sappiamo, no, che in sostanza dove stava il problema?
L'eresia ariana affermava che Gesù Cristo, il figlio di Dio, non era vero Dio e vero uomo, cioè totalmente uomo e totalmente Dio. Era un Dio di serie B, per così dire, cioè un Dio ontologicamente inferiore rispetto al Padre. Una cerniera tra Dio e l'uomo, in quanto anch'esso ontologicamente di natura, per così dire, intermedia. Affermavano gli ariani in sostanza che la seconda ipostasi della Trinità, e cioè il Figlio, non fosse stato generato ab eterno dal Padre, ma fosse stato creato nel tempo. Quindi una figura divina non eterna, ma creata ad un certo punto nel tempo e quindi ontologicamente inferiore rispetto al Padre, la cui natura invece era eterna. Ecco, gli ariani affermavano questo, ovviamente la corretta dottrina cattolica affermava una cosa diversa, come si ripete nel credo niceno-costantinopolitano, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, e cioè Cristo come seconda persona della Trinità, della stessa sostanza della prima, uguale nella sua divinità alla prima, in tutto e per tutto. Possono sembrare delle sfumature teologiche di poco conto, ma in realtà a livello teologico parliamo di una differenza fondamentale. E i pastori e i vescovi del tempo, Zeno a Verona, Ambrogio a Milano, ripeto, dovettero affaticarsi e combattere non poco per affermare la corretta dottrina, a dispetto invece degli eretici, che in quel momento lì erano gli ariani, che appunto affermavano altro. Ecco, una volta terminato il percorso di catecumenato, qui potete immaginare, no, quanto Zeno dovette insistere sulla dottrina trinitaria, per i motivi che vi dicevo, la comunità doveva vagliare l'operato e il credo del candidato al battesimo. Se veniva considerato idoneo, finalmente il catechizzando poteva ricevere il battesimo, o per submersione, cioè per immersione completa nell'acqua, oppure per immersione ed infusione. E quindi in questo caso il battezzando entrava con i piedi nell'acqua, forse fino alle ginocchia, forse chissà, e al tempo stesso riceveva anche dell'acqua sulla testa, quindi immersione ed infusione. Ecco, il battesimo era un momento fondamentale nella vita di un cristiano perché sanciva l'entrata in una nuova comunità, in una comunità spirituale. Lo dice bene San Paolo, no? Noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo. Con il battesimo si entrava in una nuova comunità spirituale, che era la comunità della Chiesa, che sanciva una netta rottura rispetto al periodo precedente. Tanto è vero, ma qui per Zeno non doveva essere sicuramente stato facile, che i pagani che diventavano cristiani avrebbero dovuto anche trarre le logiche conseguenze del caso e quindi rinunciare a tutti quegli aspetti che erano in contraddizione con il nuovo stile di vita cristiano e quindi opporsi a quegli aspetti del mondo, cioè della società circostante, inconciliabili con la fede in Gesù Cristo. E questo lo sappiamo per esempio da un altro documento, la Traditio Apostolica di Ippolito, di qualche decennio prima, siamo circa nel 215, ci dice che cosa? Che i nuovi cristiani per ricevere il battesimo dovevano rinunciare ad essere gladiatori se facevano quel mestiere, per esempio. Per i soldati c'era tutta una serie di pesanti restrizioni. Per le donne bisognava rinunciare al mestiere della prostituta, se facevano le prostitute. Il nuovo cristiano non poteva essere uno scultore di immagini, perché facilmente quello significava favorire l'idolatria e quindi il culto delle immagini del politeismo e quindi del paganesimo. I nuovi cristiani avrebbero dovuto anche, con ogni probabilità, almeno così diceva Ippolito, rinunciare al mestiere di maestri se facevano i maestri. Non perché l'insegnamento fosse sbagliato in sé, ma perché l'insegnamento in una società pagana diventava strumento di propagazione, di apologia e di diffusione del paganesimo, evidentemente. Per cui ecco, approdare a questa nuova fede in questo contesto storico non era per nulla facile. Lo stesso Zeno aveva subito le conseguenze dolorose sulla propria pelle ad Antiochia. Ecco, in ogni caso Zeno è uno dei grandi protagonisti di questa fase,
perché i veronesi cominciano ad approdare alla nuova fede in massa proprio durante il suo episcopato. San Zeno non solo era un pescatore, non solo era un pastore, ma era anche un fervente esorcista. E d'altronde non poteva essere altrimenti, se ci pensiamo un attimo, perché durante il rito del battesimo, e Zeno fu uno di colui che portò Verona al battesimo, ripeto, secondo le fonti storiche, durante il rito del battesimo l'iniziato, cioè il battezzando, non solo faceva e fa espressa rinuncia a Satana e a tutte le sue pompe, ma lo stesso ministro, lo stesso sacerdote, pronuncia uno o più esorcismi durante il rito del battesimo. Per cui il battesimo implica anche il rito dell'esorcismo. E d'altronde non può essere altrimenti, perché il battesimo che cos'è? È la liberazione dal peccato originale e dal suo istigatore, e quindi la liberazione da Satana. E l'esorcismo che cos'è? È una preghiera in cui si cerca di ottenere la liberazione del soggetto dalla presenza di Satana. Per cui Zeno è ricordato anche come grande esorcista. E infatti, da questo punto di vista, si tramandano moltissimi aneddoti, alcuni più famosi e più rappresentati di altri. Penso ad alcuni aneddoti che sono raffigurati, per esempio, sul famosissimo portale della Basilica di San Zeno, che è questo qui, vedete? È un portale, forse qualcuno lo ricorderà perché è ricordato anche nei libri di storia dell'arte, è un portale che, come potete vedere, formato da due battenti, è composto da 24 più 24 formelle di bronzo, 24 da un lato, 24 dall'altro. E vengono raffigurate scene dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, scene più laiche, ci sono dei re, ci sono degli imperatori. Alcune di queste formelle raffigurano anche episodi importanti della vita di San Zeno. Alcune formelle sono in bronzo, altre, quelle più recenti, sono invece in ottone. Gli autori sembra che possano essere stati 3 o forse 4, qui la critica si divide. Ad ogni modo, il portale risale alla prima metà del XII secolo, che è il momento della grande fioritura del romanico veronese. Ecco, alcune di queste formelle ci interessano in questo momento più di altre. Vedete per esempio questa che vi sto evidenziando. Qui viene raffigurato un noto aneddoto di Zeno e di un suo esorcismo. Zeno si trovava sull'Adige, stava pescando e ad un certo punto vede un contadino a bordo di un carro che viene trainato in procinto di essere trainato nell'Adige. I buoi erano impazziti, stavano entrando nell'Adige con il rischio di far annegare il contadino. Zeno capisce subito che dietro questa dinamica c'è la presenza del maligno, di Satana, si fa il segno della croce e riesce ad ottenere immediatamente l'allontanamento di Satana e la salvezza del contadino. Questo episodio è narrato anche nella Cappella dei Notai. È un piccolo gioiellino che si trova in Palazzo della Ragione, che purtroppo pochi veronesi conoscono, ma che meriterebbe una visita, sia da parte dei veronesi che dei non veronesi. Si sale, vedete, dalla Scala della Ragione, che vedete qui raffigurato, si entra nel Palazzo della Ragione, si gira a sinistra e si giunge alla Cappella dei Notai. È una cappella che era inizialmente dedicata a San Zeno, poi in epoca veneziana, dal 1408 in poi, venne destinata al Collegio dei Notai e quindi dedicata anche a San Daniele, patrono dei notai. Per cui all'interno della cappella si possono trovare raffigurazioni sia di San Zeno sia di San Daniele. Ecco, c'è una raffigurazione in particolare, questa che vi mostro, che rappresenta proprio l'episodio di cui stiamo parlando, e cioè la salvezza del contadino che rischiava di morire annegato nell'Adige. Qui sulla sinistra vedete San Zeno, facilmente riconoscibile dalla mitra che porta in testa, vedete il copricapo episcopale. Qui in basso a sinistra vedete una bacinella con dei pesci perché Zeno stava pescando. E qui sulla destra vedete che cosa? Che c'è questo carro trainato dai buoi imbizzarriti con il contadino sopra, in procinto di scendere nell'Adige.
E Zeno che cosa fa? Vedete, si rivolge a Satana, che è questa figura qua, e con la mano sinistra gli indica di andarsene. Ed ecco infatti che ci sono dei putti, vedete questo qui soprattutto, che intimano l'alt ai buoi, fanno fermare il carro e salvano il contadino. Ecco, in questo episodio possiamo scorgere dei significati piuttosto interessanti, e cioè possiamo pensare a Zeno pescatore fisico ma anche pescatore di uomini. In questo caso sta ripescando, per così dire, un contadino che rischiava di morire annegato nell'acqua e quindi lo ritrae e lo recupera non solo alla vita fisica, biologica, gli consente di salvarsi in carne ed ossa, ma lo recupera anche in termini di battesimo, cioè lo recupera e lo salva spiritualmente. D'altronde nell'Adige scorre l'acqua e l'acqua è uno degli elementi fondamentali, no, per amministrare il sacramento del battesimo. Insomma, questo è un episodio in cui anche l'acqua, nel suo significato ambivalente, ottiene il suo significato precipuo. L'acqua è, anche biblicamente parlando, è lo strumento attraverso cui gli ebrei si salvano nel deserto. L'acqua è lo strumento con cui si ottiene la purificazione, vedi il battesimo, ma non dimentichiamoci che l'acqua, sempre da un punto di vista biblico, è anche un elemento informe, caotico. Il diluvio universale è qualcosa di negativo. Il Leviatano è il mostro marino di cui ci parla il libro di Giobbe. Insomma, l'acqua mantiene una sua ambiguità fino a quando non c'è una parola che la scioglie dalla sua ambiguità e la rende strumento di salvezza. In principio Dio creò il cielo e la terra era vuota e desolata, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, lo Spirito di Dio che fa delle acque qualcosa di buono, no? Imprimendo l'ordine in qualcosa che prima era caotico e amorfo. E anche Zeno con la sua parola performativa, e quindi in virtù del sacramento che amministra, toglie l'acqua dalla sua ambiguità e la restituisce al suo significato più alto e quindi ne fa uno strumento di salvezza, battezzando i veronesi e quindi sciogliendo i veronesi dal legame che avevano col maligno e quindi recuperandoli a vita nuova, salvandoli dal peccato originale. Ed ecco che anche il contadino viene salvato non solo nella sua vita biologica, per così dire, ma anche, ripeto, nella sua vita spirituale. Capite che al di là di questi aneddoti che ci tramanda la tradizione, e proprio in questi aneddoti possiamo scorgere dei significati teologicamente molto profondi. La tradizione prosegue e il diavolo, indispettito perché San Zeno lo aveva cacciato ottenendo la salvezza del contadino, ci riprova con un'altra vittima e la trova nella figlia di Gallieno. Chi era questo Gallieno non lo sappiamo, era probabilmente, insomma, cioè, le tradizioni qui divergono, un alto funzionario imperiale pagano. Ecco, ci interessa sapere questo. E, e Gallieno si ritrova una figlia indemoniata e a chi rivolgersi? Poi non sappiamo a Gallieno esattamente se si trovasse a Verona, se si trovasse a Roma, le tradizioni ci danno versioni differenti, ma non è questo quello che ci importa. Gallieno si rivolge all'esorcista più blasonato del tempo, che era San Zeno. E San Zeno cosa stava facendo in quel momento? Stava pescando, perché come vi ripeto, anche da vescovo Zeno continuava, no, a ottenere in maniera umile il cibo quotidiano. Gallieno manda dei legati, 2 legati che si recano da Zeno e lo trovano a pescare presso l'Adige. Non ci credono subito che lui fosse davvero il vescovo di Verona, quello Zeno di cui tutti parlavano, perché vestiva senza i paramenti sacri e non aveva nessun segno di riconoscimento. Infatti in questa formella vedete che c'è questo soggetto che è Zeno, che non è riconoscibile come vescovo, stava pescando come tanti altri, i veronesi sì lo conoscevano, ma i legati di Gallieno no. Si presentano e gli chiedono aiuto per poter liberare la figlia di Gallieno da questa possessione diabolica. Però i legati non credono che sia Zeno. Zeno li accoglie molto cordialmente, regala loro 2 pesci, ma loro, pensando che fosse un semplice pescatore, ne rubano un altro. In realtà un quarto pesce, San Zeno gliene regala 3, loro ne rubano 4, ma non ci interessa. Avevano fame e gliene rubano un quarto, tanto era un semplice pescatore, chi se ne importa. Prendono un paiolo, una pentola, lo vedete qua, no? Nella lunetta, e li mettono a cuocere. I 3 pesci che Zeno aveva donato spontaneamente risultano cotti e commestibili, il quarto che era stato rubato invece no, rimane vivo e vegeto.
intervento prodigioso evidentemente. Alchi i legati si rendono conto che quel semplice pescatore era davvero quello Zeno di cui parlavano tutti, tornano indietro pentiti, chiedono scusa, Zeno li perdona e decide di seguirli per aiutare la figlia di Galieno ed esorcizzarla. Ed ecco che, vedete, un'altra formella, Zeno si reca dalla figlia e la esorcizza. Vedete bene questa lunetta, no? Cosa rappresenta? Abbiamo proprio qui al centro la donna, vedete che la possessione doveva essere particolarmente virulenta perché abbiamo quello che sembra essere il padre qui a sinistra che la tiene per un braccio e Zeno che la tiene per l'altro braccio, quasi a volerla tenere ferma. Vedete che Zeno qui veste i paramenti sacri, non è più il semplice pescatore, è il vescovo, colui che esorcizza. E vedete il copricapo, no? Sembra essere proprio una sorta di mitra stilizzata. Vedete che il gesto che sta facendo Zeno è una mano in cui spiccano l'indice e il medio e in cui le altre 3 dita, come vi sto mostrando in questo momento, sono racchiuse. Non è un gesto, come dire, casuale, si ritrova spesso nelle varie raffigurazioni di arte sacra. C'è un 3+2, il 3 rimanda alla Trinità, Dio è uno e 3 persone, e il 2 rimanda alle nature di Cristo. Cristo che è totalmente uomo, al 100% uomo e totalmente Dio, non 50 e 50, ma totalmente uno, totalmente l'altro. E vedete che questa donna sta sputando finalmente, sta vomitando fuori di sé il diavolo. Eccolo qui, vedete questo mostriciattolo che se ne sta andando. Per cui Zeno riesce a compiere questo esorcismo e il padre Galieno, che era un pagano ma che probabilmente a seguito di questo esorcismo poi dovette convertirsi, regala a Zeno una corona e lo vedete qui in quest'altra lunetta. Vedete questo qui è Galieno con il capo scoperto, la corona in mano e qui a destra invece vedete Zeno, pastorale in mano e mitra sulla testa. A indicare che corona che poi Zeno incassò e che impiegò per i poveri, insomma. Però cos'è più importante sottolineare? Vedete nella fornella il fatto che Zeno tenga il copricapo in testa e Galieno no, e quindi a indicare il riconoscimento della superiorità del cristianesimo da parte di un pagano e quindi la conversione dei pagani nei confronti della nuova religione, no? Del cristianesimo. E quindi volendo la grande conversione che stava avvenendo in quegli anni a Verona, ma non solo, in cui il cristianesimo cominciava a diventare la religione del popolo, la religione di tutti i romani. Quindi il paganesimo che, per così dire, china il capo e cede il passo all'avvento del cristianesimo, impersonificato qui dal vescovo Zeno. Un'altra particolare tradizione afferma che Gallieno non regalò a Zeno una corona, ma gli regalò una pesantissima vasca di porfido, che esiste ancora oggi ed è conservata nella Basilica di San Zeno a Verona, che è quella che vedete nella slide. Ecco, tradizione vuole anche qui che questa pesantissima vasca di porfido Zeno non potesse portarla con sé a Verona, e quindi da Roma a Verona, e che quindi obbligasse Satana stesso, il grande sconfitto, a caricarsela sulle spalle e a portarla fino alla città scaligera, cioè in riva all'Adige. No? E sembra che durante il percorso il diavolo infuriato abbia afferrato così intensamente la vasca da lasciare le orme dei propri artigli. Infatti vedete che qui sul bordo questa è un'orma che così potrebbe ricordare l'orma di una mano, no? E potrebbe essere proprio l'orma del diavolo, che ha sfogato la propria rabbia impugnando oltremodo la vasca e lasciandogli impressi la sagoma della propria mano e dei propri artigli. Un'altra tradizione ancora vuole che Zeno abbia sfidato il diavolo in un gioco a palla proprio sul cucuzzolo di una montagna e che il diavolo abbia perso e che come punizione Zeno gli abbia fatto portare sempre questa stessa vasca sulle spalle fino a Verona e che quindi in questo modo Satana abbia impresso i propri artigli sulla vasca. Insomma, in un modo o nell'altro questa è una vasca che, tradizione vuole, riporta la sagoma degli artigli di Satana stesso.
Ecco, poi questa vasca sappiamo che intanto è una vasca piuttosto grande perché ha un diametro di circa 3 metri, forse non si vede bene dalla slide, ma sono 3 metri di diametro. Proviene comunque, come anche il piatto che c'è nella fontana di Piazza Erme di Madonna Verona, dalle terme romane del secondo secolo d.C., conservato prima fuori dalla chiesa della Basilica di San Zeno per molti secoli e poi nel corso dell'Ottocento portato all'interno. Ecco, questo episodio, quindi il miracolo della coppa, è stato conservato, è stato raffigurato meglio anche nella cappella dei notai di cui vi parlavo prima. Prima abbiamo visto il miracolo del contadino salvato, sono tutte opere di Louis d'Origny, che è un autore francese che viveva a Venezia, che alla fine del 1600 si è recato a Verona per realizzare alcune opere, tra cui queste due che vi sto mostrando. Ecco, e in questo caso il d'Origny raffigura un altro episodio arcinoto, che è appunto il trasporto della vasca di Porfido di Satana verso Verona, insomma, poi verso la Basilica di San Zeno. Anche qui vedete San Zeno addobbato, no? Anche qui con i paramenti sacri, con il pastorale, con la mitra, e Satana che è furioso deve accettare questa umiliazione. Notate che non a caso l'autore, questo Louis d'Origny, ripeto, lo raffigura con degli artigli molto pronunciati, vedete soprattutto questi qua, quelli dei piedi, che si vedono molto meglio degli artigli delle mani, a dire il vero. Perché? Non a caso, perché proprio gli artigli delle mani poi lasceranno l'impronta sulla coppa di Porfido, no? Come vi dicevo prima. Ecco, questo rapporto tra Zeno e il diavolo e Satana, e quindi l'attività di Zeno come esorcista, poi, come dire, viene mostrata in molti altri luoghi. Ne cito uno, l'ultimo, molto famoso e importante, che è la famosa lunetta del protiro della Basilica di San Zeno. La vedete lì, ok? Questa qui è la lunetta del protiro. Il protiro è quella struttura che emerge, no? È un po' aggettante rispetto alla facciata. È una lunetta importantissima per molti motivi diversi, risale all'anno 1139 ed è la prima testimonianza di Verona come comune libero. Verona diventa un libero comune nel 1136, quando si libera dai vincoli feudali che la ancoravano all'autorità dell'imperatore. E in questa lunetta, che viene realizzata 3 anni dopo la nascita di Verona come libero comune, si può vedere proprio San Zeno al centro, protagonista, nell'atto di fare qualcosa di interessante. Si può dare una duplice visione di questa lunetta, una visione politica oppure una lettura teologica e religiosa. Da un punto di vista politico, lo dice anche la scritta che circonda la lunetta, vedete in questa striscia qui bianca, si dice che in questa lunetta è raffigurato San Zeno che consegna al popolo il proprio simbolo. Infatti vedete che a sinistra abbiamo i pedites, quindi la parte, se volete, meno abbiente del popolo, e sulla sinistra abbiamo invece i milites, cioè coloro più abbienti, più ricchi, che potevano permettersi una corazza e un cavallo. Comunque tutto il popolo veronese riceve il proprio simbolo, che è questo qui, vedete, sfondo blu e croce dorata, simbolo del comune veronese finalmente libero e svincolato dai legami feudali che lo sottoponevano all'imperatore. Ma a questa lettura politica si può aggiungere una lettura di tipo teologico-religiosa, perché vedete San Zeno cosa tiene sotto i piedi? Sta schiacciando ancora una volta il diavolo. E quindi è San Zeno che, tra l'altro, vedete, benedice il popolo, vedete ancora una volta la mano come è tenuta, in questo caso abbiamo 2 dita contratte e 3 distese, abbiamo sempre 3 più 2, 3 le persone divine, 2 le nature di Cristo, il pastorale in mano e il diavolo schiacciato sotto i piedi, un po' come avviene nell'Apocalisse, no? Dove invece è la donna che schiaccia sotto i propri piedi Satana e i suoi angeli ribelli. E chi è questo diavolo che San Zeno schiaccia sotto i propri piedi? Ripeto, c'è la duplice lettura, San Zeno esorcista che scaccia il male e il diavolo, in questo caso il male storicamente configurato, che rimanda ai vincoli feudali nei confronti dell'imperatore.
e quindi una libertà che è politica e religiosa al tempo stesso, no? Verona che ottiene la libertà cacciando il male, che è quello di Satana, ma anche quello dell'imperatore. Molto spesso in questo periodo storico, nel Medioevo, i significati politici e quelli religiosi venivano fusi insieme. C'è un'ultima cosa importante da ricordare di Zeno. Zeno fu anche colui che volle erigere la prima chiesa cristiana a Verona, la cosiddetta Basilichetta Paleocristiana. In questa slide vedete che ci troviamo proprio in riva all'Adige, l'Adige lo vedete qui sulla sinistra, e qui in primo piano, vi sto mostrando adesso col mouse, potete vedere l'attuale Duomo di Verona, la cattedrale. Ecco, la primissima chiesa di Verona sembrerebbe essere proprio quella che sorgeva qui, dove vedete questa sagoma che sta comparendo in questo momento, in giallo, la cosiddetta Basilichetta Paleocristiana. In questa zona originariamente, probabilmente prima del 313, c'era una casa che fungeva anche da luogo di raccolta dei primi cristiani. Sapete che i primissimi cristiani si ritrovavano e celebravano le messe, e quindi spezzavano il pane, celebravano l'Eucarestia nelle case dei fratelli. Quindi si parlava di domus ecclesia, cioè una chiesa domestica, la chiesa che nasce e si propagava nelle case in privato, se non nelle catacombe, no? In alcuni casi. Ecco, da questa prima domus ecclesia nacque la prima chiesa vera e propria, che venne fatta erigere, sembrerebbe, proprio durante gli anni in cui Zeno era vescovo di Verona. E di questa primissima basilichetta paleocristiana ci rimangono dei resti che si possono osservare nell'attuale chiesa di Sant'Elena, perché oggigiorno in quella zona lì dove sorgeva anticamente la prima chiesa cristiana sorge un'altra chiesa molto più tarda che è la chiesa di Sant'Elena. Ecco, entrando nella chiesa di Sant'Elena, in questo luogo in cui vi mostro adesso, vedete che sta comparendo una X, ecco, lì dentro possiamo ancora osservare, vedete, l'abside molto piccola della prima chiesetta paleocristiana e una parte di mosaico a pavimento antistante l'abside. Ecco, sembra che questi siano proprio i resti della primissima chiesa di Verona, voluta e fatta erigere da Zeno, vescovo di Verona. Tanto è vero che in uno dei suoi discorsi, di cui vi parlavo prima, dice così, cito: «Vorrei celebrare, o fratelli amatissimi, l'inaugurazione di questa cittadella sacra con un discorso trionfale». Quindi Zeno sta inaugurando una nuova chiesa e al 99,9% è esattamente questa di cui vi sto parlando. Ma voi, con il vostro affollamento, l'avete già resa felicemente angusta, cioè dovevano essercene davvero tanti di cristiani che presenziavano a quell'inaugurazione. E d'altronde, vi ricordo, Zeno è colui che portò Verona al battesimo, per cui i cristiani si moltiplicarono esponenzialmente in quel periodo. Ma, prosegue Zeno, vi dovete rallegrare, fratelli, non tanto per questa costruzione di pietra, che comunque doveva essere molto bella perché basta guardare il mosaico, no? Adesso non lo si vede nei particolari, ma è un mosaico di straordinario valore. Quindi non rallegratevi tanto per questa chiesa, che comunque era bella e che comunque era la prima di Verona, quindi parliamo di una cosa importante, quanto per l'edificazione del vostro tempio interiore, di cui questo edificio è insieme simbolo e caparra. Cioè dice benissimo questa chiesa, ma questa chiesa è simbolo di qualcosa di ancora più importante, e cioè della vostra fede interiore. È la vostra fede che ha fatto sì che questa chiesa potesse sorgere, e non il contrario. La fede spirituale è la causa, la chiesa materiale, cioè l'edificio chiesa, è l'effetto evidentemente. Quindi rallegratevi soprattutto per la grande fede che si sta diffondendo a Verona, perché il Dio vivo, prosegue e finisce San Zeno, trova degna abitazione soltanto in templi vivi, ossia nei cuori dei fedeli. Questo era, da questo discorso si può evincere che con ogni probabilità fu proprio Zeno a volere l'edificazione di questa prima chiesa. Ma come vi dicevo,
la chiesa nasce che era già piccola, lo dice Zeno, era già sovraffollata, tanto è vero che pochi decenni dopo, Zeno era già morto con ogni probabilità, pochi decenni dopo, quindi verso la fine del IV secolo, quella chiesa venne ampliata e venne costruita una chiesa più ampia, una seconda basilica paleocristiana, il cui perimetro era più o meno questo. Guardate la slide, vedete sta comparendo, ecco qui, una sagoma rossa. Questa dovete essere la seconda chiesa. Di questa seconda chiesa ancora ci rimane qualcosa di visibile, qualche reperto visibile ci rimane, perché entrando nella chiesa di Sant'Elena, quella che esiste ancora oggigiorno, si può osservare da un lato, come vi dicevo, l'abside della primissima chiesa paleocristiana, ma dall'altro lato, vedete qui, si può osservare l'abside molto più grande della seconda basilica paleocristiana. Usciti da Sant'Elena, sul pavimento che divide la chiesa di Sant'Elena dal chiostro dei Canonici, si può osservare per terra il perimetro murario di questa seconda basilica paleocristiana, ma soprattutto entrando nel chiostro dei Canonici, in questa zona qui dove appare la X, ancora una volta è emerso un mosaico straordinario, bellissimo, che apparteneva proprio a questa chiesa e che potete vedere qui nell'immagine. Sono rimasti anche i nomi di coloro che più avevano contribuito per l'ampliamento e l'erezione di questa seconda chiesa. Qui potete leggere, non so se si riesca a leggere, mi sembra di sì, per esempio il nome di Stercorius, Stercorius che rimanda a sterco, secondo un'usanza tipica dei primi cristiani, a utilizzare nomi estremamente umilianti. Non è il massimo della vita chiamarsi Stercorius, evidentemente. A indicare che cosa? In qualche modo la virtù dell'umiltà, no? Cioè uno stile di vita e anche un sentimento estremamente umile nei confronti di Dio. Un po' se volete, se la logica è la stessa, come i frati minori di San Francesco. Perché minori? Perché sono i più piccoli, sono gli ultimi. Di fronte a Dio riconoscono tutta la pochezza e i limiti della natura umana. Ecco, questo era un po' il senso. E comunque, ecco, tornando a noi, rimane poi traccia anche di questa seconda chiesa, però qui probabilmente San Zeno era già morto, io la cito solo per completezza, visto che le due chiese si completano l'una con l'altra, insomma, storicamente. Forse è proprio questa però la chiesa, e qui torniamo a San Zeno con un altro collegamento, forse è proprio questa la chiesa, anche se non siamo certi, in cui si verificò un famoso miracolo. Correva l'anno 589. Da circa 20 anni i Longobardi avevano invaso la penisola italica, perché scesero dall'Isonzo il giorno di Pasqua dell'anno 568. Ecco, dopo 20 anni il re dei Longobardi era Autari e Autari aveva diversi problemi da affrontare, tra cui questi franchi che continuavano a incalzarlo da nord e che gli causavano più di qualche pensiero. Cosa pensa di fare Autari? Si sposa con una principessa bavarese, Teodolinda. In questo modo poteva ottenere l'alleanza politica dei bavaresi da utilizzare in funzione antifranca, che tanti pensieri davano ai Longobardi. E voi dite cosa c'entra tutto questo? Perché Autari si sposa con Teodolinda dove? Proprio a Verona, e sembrerebbe, ma non è certo, ripeto, in questa chiesa qui, ok, di cui vi sto parlando, questa seconda basilichetta paleocristiana. Ora, cos'è il discorso? Che proprio nel giorno del matrimonio ci fu un'esondazione dell'Adige. Molte zone della città finirono sott'acqua con rischio concreto di annegamenti e l'acqua, visto che questa chiesetta, come vedete, sorge proprio in riva all'Adige, l'acqua minacciava anche questa chiesa. E qui si verificò un miracolo, e cioè le acque dell'Adige giunsero fino all'ingresso della chiesa, ma qui si formarono a formare quasi una parete verticale e quindi con un intervento prodigioso evidente, di cui ci parla anche Papa Gregorio Magno, che era un contemporaneo, per cui l'eco di questo miracolo giunse addirittura a Roma e venne raccolto e rilanciato anche da Papa Gregorio Magno. L'eco di questo racconto, ecco, e questo miracolo venne ascritto a chi? All'intervento di San Zeno.
di San Zeno, che difende Verona, difende quella prima cattedrale, perché queste erano anche le prime cattedrali ovviamente, e tutti coloro che stavano all'interno. La fama di questo miracolo, no, avvenuto per l'intercessione di San Zeno, si diffuse poi anche oltre i confini veronesi e giunse fino a Pistoia, i cui cittadini attribuirono ancora una volta all'intercessione di San Zeno la salvezza della loro città, non nei confronti dell'Adige ovviamente, ma nei confronti di un altro fiume, dell'Ombrone, che spesso e volentieri esondava facendo grossi danni. E quindi anche a Pistoia decisero di consacrare la loro cattedrale a San Zeno di Verona. Qui vedete l'immagine della cattedrale, abbiamo da un lato questo qui la statua di San Giacomo, patrono della città di Pistoia, ma da quest'altro lato qui, questo personaggio, eccolo qui evidenziato, è San Zeno, patrono di Verona ma titolare della cattedra di Pistoia. Perché? Perché a San Zeno è riconosciuta l'azione di salvezza nei confronti della città dalle acque dello Ombrone. Ecco. E qui finiamo veramente. Zeno muore, non sappiamo esattamente quando, ancora una volta, forse nel 372, e quindi sarebbe rimasto vescovo di Verona 10 anni. Forse muore nel 380 e quindi sarebbe rimasto vescovo di Verona quasi 20 anni. Ecco, comunque muore tra il 372 e il 380 e viene sepolto in uno dei cimiteri cittadini che si trovava fuori dalle mura di Verona, e come voleva la legislazione imperiale romana, del resto, e in un luogo che si trovava all'incrocio tra due importanti vie, la via Postumia, che attraverso Cremona poi si spingeva fino a Genova, e la via Gallica, che attraverso Brescia poi raggiungeva Milano. Ecco, all'incrocio di quelle due vie che convergono a Verona in un senso, ma che divergono a partire da Verona nell'altro senso, proprio all'incrocio di quelle due vie sorgeva un cimitero piuttosto vasto e lì venne anche sepolto San Zeno. Nel luogo di sepoltura di San Zeno nacque, come è facile immaginare, una cappella, no? A ricordare l'importanza del luogo e del personaggio. Una cappella che poi, come è altrettanto facile immaginare, ma ci sono delle testimonianze storiche, poi si sviluppò e divenne una chiesa. Anzi, più chiese, perché o per un motivo o per l'altro, quella cappella che poi divenne una chiesa, che poi divenne un'altra chiesa, che sorgeva sul luogo di sepoltura di Zeno, venne distrutta e rifatta continuamente, perché una volta un incendio, una volta arrivano gli Ungari, una volta il terremoto. Insomma, l'attuale Basilica di San Zeno è il quinto tentativo. Il quinto tentativo. Di costruire e conservare una chiesa sul luogo dove più o meno insomma, dove era sepolto Zeno. Ecco, durante questo percorso piuttosto travagliato, ad un certo punto nell'anno 807 il re Pipino e il vescovo di Verona, che era Ratoldo, decidono di trasferire una volta e per tutte la salma di Zeno da quel luogo in cui era stato sepolto inizialmente nella nuova chiesa costruita per accoglierne le spoglie, che però, ripeto, non è l'ultima versione, perché anche questa poi sarà destinata ad essere rifatta e sviluppata. Correva l'anno 807 e bisognava trasferire il corpo di San Zeno. San Zeno era un santo e nessuno si sentiva all'altezza di toccarne le spoglie. Per cui si chiamarono due asceti, due monaci in odore di santità, lo stesso San Zeno era stato un asceta, no, durante la vita, dal lago di Garda, che erano Benigno e Caro. Ecco, li vedete qui raffigurati in un affresco nella Basilica di San Zeno. Benigno e Caro prendono il corpo di San Zeno, quindi sono proprio loro ad effettuare fisicamente l'operazione, e lo trasferiscono nella cripta, quella che vi ho mostrato precedentemente, e lì il corpo di Zeno riposa fino ai nostri giorni. Ecco, il giorno della traslazio è un giorno particolare perché era il 21 maggio dell'807 e questo è un giorno che i veronesi ricordano con molto piacere perché è un giorno festivo, è un giorno in cui per esempio
Gli alunni stanno a casa da scuola. 21 maggio 807. Si ricorda non l'anno di morte di Zeno, ma l'anno della sua traslazione, perché da quel momento in poi Zeno riposa nella chiesa di San Zeno, che poi si sviluppa fino a diventare l'attuale basilica di San Zeno, che ancora oggi è uno dei gioielli romanici più famosi e più importanti d'Italia e d'Europa. 21 maggio 807, giorno di festa per i veronesi. Viva San Zeno, vi saluto, alla prossima. Arrivederci.